Ecco la situazione meteorologica, si consolida il promontorio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale portando condizioni di stabilità e temperature in aumento sulla penisola iberica e progressivamente su Francia e poi Italia. Ma un ultimo impulso più fresco in quota favorisce anche lo sviluppo di fenomeni di instabilità pomeridiana sull'arco alpino e appenninico. Nel pomeriggio in Liguria instabilità infatti sul comparto delle Alpi Liguri marittime e sulle vette avetane con rovesci localizzati, qualche colpo di tuono, mentre sulla riviera i cieli rimarranno al più velati e qualche nube in più sull'estremo levante tra il tardo pomeriggio e la serata. Venti a regime di brezza dei quadranti meridionali, in rotazione da nord dopo il tramonto, mare poco mosso localmente quasi calmo sotto costa ponente. Temperature massime in leggero aumento sui versanti marittimi, mentre risulteranno stazionarie nelle aree interne sui versanti padani con punte fino anche ai 30 gradi. Per domani, mercoledì 17 giugno, la Limet prevede una giornata stabile e soleggiata in costa, al pomeriggio velature sui settori interni ed instabilità sulle vette alpine appenniniche di levante localmente a sfondo temporalesco, fenomeni in esaurimento prima di sera. Venti a regime di brezza, locali rinforzi dei quadranti meridionali possibili al largo delle coste empiriesi nel pomeriggio, mare poco mosso quasi calmo, temperature in generale aumento, specialmente nei valori massimi, nelle vallate spezzine e savonesi, picchi anche superiori ai 31 gradi.